Buongiorno a tutti e grazie a Cristian Ferrari, segretario della CGL, regionale della CGL del Veneto. E Bu- grazie per l'incontro. Buongiorno, buongiorno a voi, a Veneto Lavoro e buongiorno a lei, direttore. Grazie per l'invito. Bene, lo scopo di questa chiacchierata è proprio di mettere a fuoco alcuni elementi caratteristici della bilateralità e dei fondi che vengono ad essere gestiti dai sistemi della bilateralità. Abbiamo fatto un bel webinar con il CNEL e alla presenza del Presidente Tiziano Treu, dove sono stati evidenziati come la crisi ha messo in evidenza tutta una serie di problemi del nostro sistema di welfare e quindi non solo la sanità e l'assistenza, ma anche pensare a tutta la partita degli ammortizzatori come è stata sofferta dal punto di vista dell'assenza di un unico strumento, per esempio, quindi di semplificazione. Quindi è stata evidenziata la necessità di mettere mano ai sistemi di welfare. Tra le osservazioni che venivano fatte legate proprio al ruolo della bilateralità, il Presidente del CNEL diceva come il welfare integrativo deve tornare ad essere considerato un investimento sociale in un periodo di incertezza come quello attuale e quindi che il principio di sussidiarietà e dell'integrazione pubblico-privato diventa più che mai fondamentale. La domanda che le faccio è, segretario, qual è il ruolo nuovo della bilateralità e del welfare contrattuale in questa fase nella quale la debolezza dei sistemi statali di welfare, sanità, lavoro, sociale, pensioni, mettiamoci anche l'istruzione, è abbastanza evidente? Intanto direi che una premessa è che la crisi, come diceva lei, ricordava, ha sicuramente messo in evidenza la debolezza e la difficoltà dei sistemi pubblici, ma allo stesso tempo ha fatto emergere la necessità della ricostruzione, del rafforzamento e del rilancio di un sistema pubblico dei servizi e di un welfare universale. Vale per la sanità, un'evidenza clamorosa, vale anche per le protezioni sociali e vale anche per la scuola pubblica e anche per la protezione sociale nel mondo del lavoro. Pensiamo soltanto al tema del sistema di ammortizzatori sociali che direi che dopo l'emergenza meriti davvero un'attenzione particolare come priorità nel ricostruire un sistema più compiuto, organico, universale. Quindi questo è il primo elemento che mi sento di dire oggi. Quindi, dall'altra parte, il principio di sussidiarietà che richiamava Tiziano Treu è un principio assolutamente importante, va accanto a quello che dicevo prima, va fatto vivere in termini, mi verrebbe da usare questo aggettivo, autentici, non utilizzandolo come una foglia di fico, come purtroppo è stato utilizzato negli anni passati, nelle stagioni passate, per coprire o giustificare tutta una serie di politiche che hanno colpito e indebolito il welfare universale. Quindi oggi più che mai noi abbiamo bisogno di un welfare che sia davvero integrativo e quindi non sostitutivo della colonna portante che deve essere quella pubblica universale e che completa e rafforza proprio quella rete di protezione pubblica a 360 gradi che anzi deve essere ancora più universale. La bilateralità. Io penso rapidamente tre elementi. Primo, la bilateralità è nata, vive e deve continuare a vivere come strumento fondamentale della contrattazione collettiva e penso che questo sia un elemento, un valore in sé, mi verrebbe da dire, un valore anche di partecipazione e di responsabilità dei corpi sociali intermedi. E anche questo andiamo su un altro piano, ma penso che la dimensione dei problemi della crisi e la sfida della ricostruzione di una prospettiva di sviluppo e di economia del Paese non possano vedere il ruolo centrale dei corpi intermedi in termini generali e anche attraverso tutti gli strumenti, compreso questo. C'è una necessità di aumentare l'inclusività del sistema bilaterale. Già in passato io penso all'esperienza straordinaria della bilateralità veneta, che è un modello avanzatissimo. Io non sono culturalmente, diciamo così, non cedo a, voglio dire, ad approcci campanilistici o insomma di altro tipo, ma penso che davvero noi abbiamo costruito a partire dagli anni '80 un sistema eccezionale da tutti i punti di vista.
fondato su delle relazioni industriali molto avanzate, che ha dato delle risposte importanti. Ora c'è da ripensare. Il primo elemento, dicevo, l'inclusività. Se la bilateralità veneta è stato uno straordinario strumento di inclusione, in particolar modo in alcuni settori come le piccole e piccolissime imprese, i settori artigiani, che non avevano oggettivamente l'alternativa di una contrattazione, ad esempio, di secondo livello aziendale, e questo ha dato delle risposte importanti nella normalità, le ha date nella crisi, pensiamo all'esperienza anche di 10 anni fa e pensiamo soprattutto a questi ultimi 3 mesi tremendi. Penso che serva un salto ulteriore. Non solo il singolo settore, la singola impresa, che ovviamente va presidiata e rispetto al quale vanno qualificate anche le risposte alla luce dei nuovi bisogni e delle nuove urgenze che l'attualità ci impone, ma soprattutto sviluppando una dimensione territoriale, anche attraverso l'intreccio, il collegamento, il coordinamento e la sinergia con il sistema pubblico dei servizi del territorio. Penso ad esempio, faccio solo degli esempi, i nidi, l'assistenza domiciliare, tutto il tema conciliativo, che è un altro grande tema strategico che tra le altre tante cose questa crisi e questo momento di difficoltà sta mettendo al centro. Ma pensiamo anche alle potenzialità di un rapporto, di un convenzionamento, faccio un esempio, con il sistema sanitario regionale dei fondi sanitari, sempre in una logica, ripeto, di complementarietà, ma anche di rafforzamento e completamento reciproco. Abbiamo bisogno qui in Veneto di rilanciare e investire sulla sanità del Veneto, che nonostante tutto e nonostante i vari tagli ha dato prova di sé, devo dire, di una grande eccellenza in queste settimane, ma che deve essere rilanciata. Accanto a questo io vedo in questa visione strategica anche un ruolo importante, ad esempio, dei fondi integrativi. Poi potrei andare avanti sul lavoro. Io penso che si possono costruire delle sinergie, ad esempio con i fondi europei e tutto quello che è l'azione regionale, la formazione, le politiche attive, l'occupabilità. Anche questo è un altro aspetto che, se non ora che abbiamo l'emergenza di salvare il salvabile, ma sicuramente domani sarà un altro punto assolutamente importante. E quindi, insomma, e aggiungo, finisco su questa prima risposta, il ruolo della bilateralità anche nelle politiche industriali e di sviluppo. Non solo risposte a bisogni e a tutele fondamentali importanti ai core business, mettiamola così, del sistema bilaterale per lavoratori e imprese, ma anche una leva per dare un contributo e per rilanciare lo sviluppo, soprattutto in una fase in cui per tutto il Paese e anche per il Veneto si pone questa grande sfida di ripensare, di cambiare, di innovare anche un modello veneto, che non potrà più essere quello che abbiamo lasciato il 21 febbraio scorso. Certo. Un secondo punto che ci pareva interessante approfondire è proprio la bilateralità, che rappresenta proprio il frutto, come dicevamo, della contrattazione tra le parti sociali, ed è un frutto maturo perché rappresenta anche un rischio gestionale, quindi la capacità di stare di fronte ai bisogni e di confrontarsi sulla migliore risposta alle persone e alle imprese. Michele Faioli, che ha curato un intervento appunto all'interno del nostro webinar, poneva una questione legata proprio all'integrazione migliore e funzionale tra fondi pensione e fondi sanitari, cercando di collegare proprio prestazioni, contribuzioni, modelli gestionali, che potrebbe essere avviata anche a legislazione invariata e che chiaramente richiede in qualche modo un ripensamento con una riforma che porti anche a un testo unico sulla previdenza privata. La domanda è proprio i fondi pensione sanitari contrattuali, quindi sia i pensionistici che i sanitari contrattuali, rappresentano un patrimonio di servizi ai lavoratori e alle imprese. Quali potrebbero essere gli elementi di miglioramento che potremmo avviare, si potrebbero avviare a normativa invariata e per incrementare partecipazione e favorire la flessibilità? Cito per esempio il silenzio assenso per quanto riguarda l'adesione ai fondi previdenziali.
Sì, allora intanto io penso che la bilateralità sia fondamentalmente ed essenzialmente parte integrante di un concetto di welfare territoriale che è diverso e altra cosa rispetto a quello aziendale. Intendiamoci, il welfare aziendale è uno strumento, noi lo pratichiamo, lo esercitiamo, ma siamo anche consapevoli dei limiti oggettivi e anche in un certo senso dei rischi culturali, di un certo ripiegamento che ti fa come dire, guardare soltanto ad una dimensione squisitamente aziendale. Da questo punto di vista mi lasci segnalare un punto che a mio giudizio è importante, perché ho fatto questa premessa, perché la bilateralità che ha quella dimensione più ampia oggi ha un problema di regime fiscale e contributivo di svantaggio proprio rispetto al welfare aziendale che a mio giudizio dovrebbe essere affrontato e risolto per evitare effetti collaterali che non ci stanno. Rispetto al fondo sanitario e a un eventuale intreccio, integrazione con quello previdenziale, nessuna preclusione in termini di principio, ma una perplessità legata da una parte al fatto che riguardano, quantomeno negli effetti, negli obiettivi, fasi diverse della vita. Il primo, quello sanitario, riguarda la dimensione proprio squisitamente lavorativa, quando sei al lavoro. Il secondo, che prepari, che ovviamente alimenti durante il lavoro, ma come effetto riguarda dopo. Quindi nessun problema a valutare delle forme di possibile integrazione. Penso ad esempio a un tema come la non autosufficienza, che è un ambito che oggettivamente intreccia le due dimensioni. Non vedo oggi come oggi altri terreni particolari. Penso, per quanto riguarda l'altro aspetto che lei poneva, che dobbiamo forse valutare un grande rilancio di una campagna pubblica di informazione, di consapevolezza, in particolare verso le più giovani generazioni di lavoratrici e lavoratori rispetto all'importanza, ad esempio, della previdenza complementare. Qui io arrivo anche a dire che forse è arrivato il tempo e questo ovviamente non è una scelta che facciamo sul territorio, ma dovrebbe essere una scelta politica e legislativa, di aprire una nuova finestra temporale di silenzio-assenso come quella del primo semestre 2007, preparandola meglio, alimentandola di più, con una campagna davvero generale, perché qui parliamo del futuro e della prospettiva e delle condizioni di vita di intere generazioni. Il problema che noi oggi abbiamo di fronte, ormai i dati sono inequivocabili, e questo deve far riflettere tutti, dalla politica a noi, è che abbiamo una riduzione, nonostante tutto, anche la convenienza oggettiva in termini comparativi, perché insomma su questo penso che nessuno possa in qualche modo mettere in discussione il valore della previdenza contrattuale rispetto ad altre forme, una riduzione di adesioni ai fondi contrattuali e allo stesso tempo un aumento ai fondi aperti e ai PIP, ai piani individuali. E questo, a mio giudizio, è oggettivamente un problema. Se è una scelta libera di una persona, ci mancherebbe altro, nessuno vuole imporre alcunché, però ho come l'impressione che qui manchi un elemento proprio di informazione, di consapevolezza e di conoscenza di quali siano questi strumenti, di quali siano le caratteristiche. Quindi, secondo me, è importante riaprire questa stagione. C'è un ruolo e una responsabilità anche dei soggetti di rappresentanza, a partire dal territorio, a partire dalla dimensione proprio delle aziende del territorio, perché anche noi, come organizzazioni sindacali, dobbiamo ritornare a fare un'informazione capillare, mi verrebbe da dire un porta a porta, tale quale quello che fanno soggetti finanziari che poi alla fine hanno i risultati che vediamo, e lì è porta a porta, molto semplice, e dobbiamo farlo anche noi. Altro elemento su cui probabilmente bisognerebbe in qualche modo investire è il tema della trasparenza. Quando parliamo di un sistema bilaterale, devo dire che questo è sempre stato il tratto e la cifra che ha sempre caratterizzato il sistema bilaterale veneto. Al di là di obblighi e vincoli di natura normativa, abbiamo sempre messo al centro questo, non solo per garanzia nei confronti dei soggetti e degli stakeholders, tanto per usare un tema che va molto in voga, ma anche per difendere quel sistema e per non prestare fianco a pretesti di chi, e non sono pochi, ogni tanto attaccano, lo dico in maniera esplicita, e mettono gli occhi sul sistema bilaterale. Un elemento, a mio giudizio, che va assolutamente anche per vicende
che ogni tanto vengono fuori, non tanto qui in Veneto, ma in giro per l'Italia, è il contrasto ai contratti alla bilateralità pirata. Perché c'è anche questa, e questo pone il tema della rappresentanza, di chi rappresenta chi firma cosa, chi gestisce anche sistemi di bilateralità. Abbiamo assistito a soggetti non meglio identificati che poi alla fine, insomma, mettono in piedi delle cose che non tutelano proprio nessuno, se non forse gli interessi non legittimi anche di chi li alimenta. Questo è un punto che sicuramente può contribuire a rafforzare. Noi nel nostro piccolo non possiamo fare scelte legislative di questo tipo, ma nella gestione, nella pratica di gestione del sistema Veneto, stiamo portando avanti elementi di trasparenza, di chiarezza, di informazione, di coinvolgimento di tutti. Penso ad esempio che stiamo finendo di costruire il bilancio sociale di Sani Veneto, che non è un aspetto marginale, è anche un messaggio proprio di responsabilità e di trasparenza verso il sistema. E poi dall'altra parte penso a scelte legislative come ad esempio introdurre un sistema di vigilanza sulla sanità integrativa sul modello di quello che già esiste ad esempio in tema di previdenza complementare. Anche questo favorirebbe la chiarezza, la trasparenza e il rafforzamento del sistema bilaterale. Certo, io credo che il punto che lei ha posto sull'informazione sulla previdenza complementare, soprattutto ai giovani, sia un elemento su cui anche come Veneto Welfare noi abbiamo interesse assolutamente di perseguire. Se avvenisse questo slot di silenzio assenso sarebbe sicuramente un'opportunità sì. da sollecitare. Sul versante invece delle analisi in ordine alle prestazioni, alle performance del sistema sanitario complementare, proprio l'idea che stiamo maturando è proprio quella di poter fare delle analisi che vadano ad evidenziare tariffe e costi in modo tale da poter fare dei confronti su cui poter chiarire anche quindi il contributo reciproco tra sistema pubblico e sistema privato. Un'ultima domanda, segretario. L'impatto sull'economia reale del grande volume di risorse che vengono gestite dai fondi bilaterali. Noi nell'ambito del processo di accreditamento dei fondi abbiamo inserito come fattore importante la ricaduta sul territorio. Io ho presente il caso della provincia di Trento dove il fondo territoriale ha investito molto per esempio sull'housing sociale che riguarda non solo chi ha bisogno di un'abitazione ma anche chi vuole cambiare abitazione perché ha un'età che per esempio chi va in pensione che quindi ha una necessità di avere una casa diversa. Ecco. Meccanismi di questo tipo, voi come li vedete? Beh, intanto mi viene da dire che questo è un tema antico, discusso, ridiscusso, abbiamo fatto convegni, controconvegni e che oggi proprio la crisi e tutto quello che dobbiamo affrontare pone come uno dei temi, io penso ormai ineludibili, cioè il ruolo del risparmio in generale e del risparmio organizzato dai fondi, ad esempio complementari, nella possibile rilancio dello sviluppo di tutto il paese. Io do solo una cifra, tanto, insomma, se non sbaglio, stiamo parlando in Italia di 170 miliardi di euro, che è qualcosa come il 10% del PIL, la gran parte investita all'estero, e questo grida vendetta, lo gridava prima e penso che oggi davvero abbiamo bisogno, come l'ossigeno, di smobilitare risparmio e di incanalarlo per cercare di sostenere un rilancio dell'economia anche e soprattutto in termini di innovazione, di modernizzazione, di cambiamento. Allora, la mia organizzazione è assolutamente d'accordo su questa esigenza. Ora bisogna passare all'atto pratico. Oggi con la crisi e con la necessità di ricostruire e rilanciare il nostro sistema produttivo nazionale, territoriale, regionale, è un tema ormai italiano oltre che locale, queste risorse sono assolutamente preziose. Quindi la risposta è sì, ovviamente con le dovute garanzie nei confronti dei lavoratori.
Noi pensiamo, ad esempio, e questo è sicuramente uno dei temi che unitariamente nel confronto che abbiamo avviato e che speriamo vada sempre più nel concreto e nel dettaglio con il governo nazionale, nelle politiche di rilancio dopo questa crisi, nel pieno di questa crisi, il tema è quello proprio di valorizzare questo risparmio, creare un veicolo, uno strumento di investimento diretto, magari nell'ambito del sistema cassa depositi o prestiti o comunque del sistema pubblico, che raccolga quote di risparmio spontaneamente versate chiaramente dai fondi, sia per le imprese italiane o del territorio, con alcune anche condizionalità, perché è chiaro che qui ci sta l'occupazione, ci stanno rispetto dei contratti, ci sta soprattutto un piano di investimenti, di sviluppo industriale o quello che è, sia anche per sostenere le infrastrutture pubbliche, anche sociali. Parlavamo prima di sanità, quello è un grande tema non soltanto di welfare, ma è un tema economico che secondo me può essere utilizzato a grandi potenzialità. Quindi una garanzia pubblica di rendimento minimo, che potrebbe essere poi, lo si vede, lo si decide, non è quello il dettaglio, a me viene in mente il TFR come tasso di rendimento, potrebbe essere quello garantito dal sistema pubblico, e soprattutto io penso che questo tema va affrontato in termini squisitamente anche politici con la P maiuscola, cioè connettere, convogliare il risparmio e soprattutto quello dei fondi previdenziali ad un progetto paese, ad un progetto territorio. In questo senso io penso che noi avremmo davvero una leva importante con cui, insomma, dare un contributo fondamentale al rilancio dell'economia, del lavoro e dello sviluppo di qualità. Molto interessante, segretario. La ringraziamo della chiacchierata e alla prossima su Veneto Welfare. Io ringrazio voi dell'invito e soprattutto del lavoro che fate, che continuate a fare, che è prezioso e importante per noi qui in Veneto. Grazie davvero.